Buon pomeriggio ragazzi, io sono Lord Perso e oggi mi sento particolarmente speranzoso per questo gameplay che sarà un po' il gameplay di volta. Potrebbe finire qui la serie come potrebbe andare avanti ancora per qualche puntata. E perciò appunto stavo dicendo, ho chiamato il villaggio Last Hope della serie. Fatto fuori questo non ce ne sarà un altro. Ma andiamo a vedere il brutto evento che finalmente è arrivato. Eccolo qua, il brutto evento sotto forma di 18 uomini. Speriamo poco valorosi, eccoli qua, che ci vogliono fare la pelle. Questi sono briganti, sono armati di mazze, qualcuno ha anche qualche scudo e spada, che non è mai una buona cosa. Vedremo se i nostri uomini, che non sono tanti, non sono riusciti a reclutarne tantissimi, speriamo in qualche rifornimento a breve, che sono composti da 8 uomini, lancieri con milizia, più 5 comitatus. Ragazzi, speriamo bene, perché ci serviranno. Io intanto nel commercio ho messo al massimo sia le lance che gli scudi, quindi speriamo arrivi ancora qualcosa per permetterci di craftare, di eleggere dei nuovi difensori per il nostro villaggio. Siamo a 8 su 36 per quanto riguarda gli scudi, quindi se ci fosse anche solo un altro scudo potremmo tirare su un'altra persona, che voglio dire, sicuramente ci potrebbe servire. Allora, mandiamo avanti questo gameplay e incrociamo, fate il segno della croce ragazzi, come si confa a questo periodo storico, perché ne vedremo l'esito di tutto quello che io ho fatto fino adesso. Intanto malvenuti su questo gameplay. Fatemi vedere se loro si stanno spostando. No, non ancora, perché adesso dovrò andare a reclutare i miei uomini, quindi dovrò tenere d'occhio un po' la mappa. Intanto andiamo avanti. Ovviamente andremo a velocità normale a questo giro, niente velocità super accelerata. Questo perché proprio devo vedere. Intanto ho venduto qualcosa. Devo vedere proprio nei minimi termini loro che movimenti faranno. Per ora non prendono ordini. Per ora non hanno particolari movimenti. Probabilmente arriveranno dal bosco, probabilmente in questa direzione, quindi mi dovrò poi anche difendere, ecco, in quella zona. Teniamo sempre d'occhio la mappa, mi raccomando, ragazzi. Allora, attenzione, nuove compagnie mercenari disponibili, costruzione terminata e nuove compagnie di mercenari. Ma noi i mercenari non li potremo prendere. Ok, qui abbiamo le tasse da poter fare, va bene, ma adesso non mi servono le tasse. Io ho bisogno di uomini valorosi e armature. Ok, allora fatemi vedere solo dove è stato realizzato. Ok. Ok. Posso elevare questi edifici. Qualcheduno lo posso elevare. Fatemi vedere. Questi hanno l'orto. Va bene da poter fare. Siamo a 44 monete. Va bene. Andiamo avanti. Abbiamo tanto personale. Questi dovremmo aver già fatto. No, non è vero. Neanche uno. Ottimo. Io mi ricordavo che avessimo fatto da qualche parte delle pelli, ma in realtà no. Cioè dei recinti per capre che ci danno le pelli, ma non mi sembra. Forse qua? No, neanche. Allora avevo optato per una cosa più conservativa sul denaro, va bene. Tanto questi sono ancora qua e speriamo ci rimangano. Mi viene il dubbio che non ce ne siano da un'altra parte, perché se arrivano e mi fanno la festa. Ma io penso che siano solo quelli, penso che siano solo quelli. Vabbè, tutto tempo guadagnato per noi, ragazzi. Tutto tempo guadagnato. Ci vorrebbe un'altra casa. Allora, andiamo a farci le abitazioni. Magari seleziono il tasto giusto e vediamo cosa posso tirar fuori dal cappello. Ah, qui si potrebbe fare un piccolo quartiere ancora, Però forse di qua sarebbe meglio. Oppure no, beh, ampliamo questa zona, dai. Ampliamo questa zona con le case rivolte verso la chiesa. Direi che così sarebbe una casa normale. Va bene.
Allora lo facciamo. Andiamo a popolare anche questa parte del villaggio che comunque determinerebbe una chiesa un po' isolata. Invece con le case qua sicuramente sarebbe una visione differente. Qua ci dovrebbe essere il magazzino. Il magazzino, scusate, il mercato. Questi stanno ancora qua. Non si muovono per ora. Va bene, allora ci consente di prendere un po' tempo. Allora acceleriamo leggermente sul per 4. Quelli vedete sono qua in fondo ancora, belli tranquilli, in attesa di ordini. Dovremmo avere il tempo, se ci accorgiamo di... trasferite una nuova famiglia, benissimo. Se ci accorgiamo che stanno arrivando dovremmo avere tutto il tempo a disposizione. Poi ragazzi dovremmo fare anche i campi, sempre se sopravviveremo a questo assalto. Mettiamone uno qua, così abbiamo gli scambi migliorati, cioè la velocità di scambi migliorata, aumentata. Potremmo effettivamente tirar fuori qualcuno. Questo è il magazzino che non può essere migliorato con le risorse che ho adesso. Questa è la buca del segantino, va bene, ma non mi interessa adesso. Ok, 15 legname, 0 assi, va bene. Vediamo se sono ancora là quelli. Sì, sono ancora là. Va bene, allora andiamo avanti. Continuiamo a produrre. Questa inquadratura sul villaggio, guardate che bellino che l'è. Dall'altro. E voilà. Bello. Allora, vediamo se quelli sono ancora là. Sì. Non vorrei che sia un bug, ragazzi. Sembra un gameplay fortunato. Incredibile ma vero. Intanto, oh, niente, non riusciamo a reclutare altre armi. Nonostante io abbia messo. Non vorrei che... No, il magazzino c'è. Il magazzino c'è. Quindi non è che... Vabbè, adesso aspettiamo la costruzione di altre case. Qua come siamo messi? Cibo abbastanza male, direi. Quelli... Ah, ok, mi sono spaventato un attimo. Mi sono spaventato per un attimo. Ok, aspettate, un meno 51, attenzione. No. Fatemi vedere. No. Non so cosa abbiamo importato. O forse devono ancora trasferirlo al... Qua forse. O al deposito, non lo so. Non lo so, vabbè. Qualcosa abbiamo acquistato di grosso. Vabbè, comunque per ora quello è il numero. Loro dove stanno? Sempre là, va bene. L'ansia. L'ansia di giocare continuando a guardare di là. Ah, vedete che qua intanto si sta popolando un po' questa parte del centro, quindi molto carino, dai. Che c'è tutta questa zona qua che si è venuta a creare, molto, molto bellina. Dai, sembra quasi una città adesso con la via principale e le varie diramazioni. Ah, qua potremmo fare effettivamente delle nuove case, però io non voglio aumentare troppo il numero di abitanti, perché... Altrimenti... Ah, qui 3 casine però ci starebbero. Perché altrimenti mi scende il cibo. Il cibo più aumenta la popolazione, più mi scende il cibo. Perciò devo stare un po' attento. Tra l'altro stavo notando che le risorse di caccia sono un po' scarsine. Però dopo possiamo andare sul capanno, questo qua. Allora, io direi che qualcuno lo potremmo mettere anche al recupero di assi. E quelli che fanno il legno adesso mi faranno le assi. Primo per avere un po' più di vegetazione in questa zona. Dopo vabbè, vedrete che cercheremo anche di... Quelli sono sempre là. Boh. Cercheremo di far ritornare un po' di foresta, perché altrimenti qua la vedo dura. Deposito generico pieno. Va bene, fa niente. Iniziamo a fare un po' di assi. E poi vedrete che
espanderemo un po' questo deposito. Abbiamo detto 10 assi ci servono per espanderlo. Eccolo qua. Allora, 10 assi prese. Ora andiamo sulla pietra. Questa è argilla, questa è il ferro. Dove sta la pietra? Qua. Eccola qui. Allora, ci mettiamo una persona alla pietra, che ci serve un po' di pietra per migliorare il granaio. E togliamo questi da qua. Migliorarci un po' il granaio. Quelli stanno sempre là. Boh. Noi il numero di uomini, eccolo, sono saliti a 9, benissimo. Allora guardate, adesso ho 12 lance, perfetto. Adesso io mi devo stoppare un po' con le lance, perché questi continuano a comprarmi le lance. Ma io voglio gli scudi adesso, perché io adesso ho ben 12 scudi, ma solo, scusate, 9 scudi, ma solo 13 lance. Oh, con il fatto che stanno ritardando, mi stanno dando un sacco di tempo. Deposito generico pieno. Una pietra. Che cosa è pieno? Questo qua. No, questo probabilmente. Ok, adesso gli aumentiamo il magazzino, sì. Così anche i nostri uomini che vanno a costruire sono belli impegnati. La pietra è sempre bassa, ma va bene così. Dai ragazzi, forza con questo magazzino. Bene, sta aumentando la pietra. Ok, stoppiamoci un attimo. Ora non c'è bisogno più di questa grande pietra. E andiamo a riempire. Ma oddio, il granaio in realtà non è che ha bisogno di tutta sta pietra, a dire la verità. Però, vabbè, ci prendiamo ancora qualcosina di pietra, giusto per gradire. Dai, arriviamo a 15, dai. Arriviamo a 15. 14. Giusto per avere qualcosina, ok, per le emergenze. Togliamo qua le persone e le andiamo a mettere qua. E ritorniamo a fare le assi, in modo tale da potenziare i vari posti, ecco. E poi ritorniamo al legname, perché insomma ci manca un po' di gente. Qua 10 assi ci vogliono. Siamo a 5. Quelli continuano a stare là. Ah, per ora sì. Per ora sì. Allora, fatemi vedere qua come siamo messi con... Ok, sempre 9 sono. Va bene. Allora, meno 32. Meno 32 dovremmo aver preso degli scudi. Dovremmo aver preso degli scudi. Adesso andiamo a verificare, ma dovremmo aver preso degli scudi. Appena ce li portano nelle varie sedi, vedremo quanti uomini possiamo elevare. Le nostre chance di sopravvivenza si stanno notevolmente ampliando. Benissimo, qua abbiamo migliorato il magazzino. Bene. Andiamo 8 di legname. Allora, costruzione miglioramento completato. Va bene, andiamo avanti. A questo punto accelero un po'. Allora, qua possiamo aumentare lo spazio della dispensa. Io lo farei a questo punto. Lo farei. Quindi andiamo a fare un upgrade. Qua li togliamo e li mettiamo sempre al legno. E quelli se ne stanno qua. Ragazzi, a questo punto mi viene da dire che sia un bug. Siamo stati fortunati. Non lo so, io nel dubbio vado avanti a rinforzare il villaggio, che qua io la vedo dura. Poi raga, se io, qualora io smettessi di prendere le armi, cioè qualora io riuscissi veramente ad avere un villaggio sicuro, allora io vado a diminuire le armi e ragazzi, mi vado a fare un'economia fatta bene, cioè non volta alla realizzazione di un'armata il prima possibile, ma vedete, 11 ragazzi, ce ne stanno 11. 11 non è affatto male. 11 non è affatto male. Perché a questo punto io mi tengo un po' di... No, no, ma devo andare avanti. Non devo fare queste fenomenate che dopo arriva la stangata.
che poi arriva la stangata. Allora, ci dovrebbe essere questo qua, che mi potrebbe dare una gran mano, perché mi aumenta il comitatus di 12, che non sarebbe affatto male. Quindi avrei bisogno di 10 di legno, assi, e la pietra ce l'ho. Allora andiamo. C'ho la pietra? Sì, ce l'ho. Allora andiamo a prendere tutto il nostro possibile. Qui ci mettiamo un uomo e via. Bene così. Bene, 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 bene così. Quelli rimangono là. Ma dai, raga, sembra che l'ho fatto apposta. Sembra di aver scelto questo game prima, giuro, raga. Non è previsto. Ok, 23 abbiamo fatto. Quindi vuol dire che abbiamo avuto delle soddisfazioni. Qua è possibile mettere dentro una persona. Allora, la mettiamo e andiamo a toglierla da qui. Anzi, la lasciamo e andiamo a toglierla dalla riserva di caccia. Questo perché ho bisogno che gli animali si riproducano un po' di più. Per ora non sto costruendo, quindi in realtà potrei anche fare una cosa del genere. Metterne 2 addirittura e non avere nessuna alle costruzioni. Perché adesso mi serve, le assi mi servono. E abbiamo detto, scusate, 15 e 10, ok. Ok, scusate, ho sbagliato tasto. Andiamo avanti. A che numero siamo arrivati? 11 come prima, va bene. Ok, 16, quindi vuol dire che abbiamo preso sicuramente uno scudo. Di sicuro. Il che saremmo a 18 persone. Non male, non male. Quelli sono ancora... Oh madonna, mi sono cagato sotto, ragazzi. No, no, sono ancora lì. Sono ancora lì, perfetto. Allora, sarebbe l'ideale quello di... iniziare a accumulare un po' di denaro. Perché comunque adesso le risorse ce le ho. Cioè, nel senso, ho ben 11 uomini. Ecco, vedete, 12. Potremmo fermarci un attimino. Dove sono 15. Potremmo fermarci un attimino. Poi in realtà dovrei riuscire a... No, ciao, qua siamo ancora molto lontani dall'obiettivo. Vabbè, andiamo avanti, poi vediamo. Qui mi continua a diminuire, vabbè. Bene, intanto continuiamo a vendere roba. Fatemi vedere una cosa. Io adesso sto... Scusate dei misclick. Io adesso sto commerciando militare. Quindi solo le lance adesso. Solo le lance. Allora, in realtà andiamo a prenderci anche gli scudi a questo punto. Cioè, scusate, solo gli scudi, quindi andiamo a prenderci le lance. Ragazzi, se gestisco il villaggio così, la serie finirà molto velocemente. Allora, dai, così ci riprendiamo ancora 2 lance. Ma dovremmo essere a cavallo. Poi in realtà se questi comitatus riesco io a sbloccare questa parte qua. Adesso mi manca solo la legna. Io a questo punto lo tolgo da qui e lo metto qua. Così mi dovrebbe arrivare un bel po' di legna. Allora andiamo alla grande. Deposito generico pieno. Ah, questo va bene, fa niente. Fa niente, non mi interessa. Però vedo che il cibo non siamo messi proprio una favola. Bisognerebbe iniziare a fare i campi, ma io non ho persone da... non ho persone da mettere. Poi io vorrei in realtà... Ah, bacche in tintura, interessante. Però io volevo più un'economia industrializzata più che agricola in realtà. E poi magari importavo un po' il cibo. Se ce la fo. Perché volevo puntare molto sul commercio. Da qua si vedono, sì, si vede che sono qua. Non ne vedo altri in giro, quindi
credo che siano proprio solo loro. C'ho l'ansia ragazzi, c'ho l'ansia. Ho perso anche il nostro villaggio. Dove sta? Qua, eccolo qua. Dai. Vedete, io volevo fare un po' di tipo l'argilla, il maltificio, tutta questa roba qua. A parte che nel maltificio mi servono i campi, però tipo la conceria, gli ho anche lasciato lo spazio. Non sarebbe male da mettere giù. Da mettere giù. Il problema è che non ho le persone. E altre persone mi consumano cibo, quindi... Devo prendere queste armi, dai. L'obiettivo è prendere queste armi qua. Continuare a buttarci dentro soldi per le armi. Poi quando avrò abbastanza uomini... Quando avrò abbastanza uomini direi che iniziamo a accumulare denaro. Intanto ho 40, quindi sicuramente mi andranno a recuperare altre lance. Quelli se ne rimangono là. Va bene. Allora, intanto i nostri lupacchiotti non sono tantissimi, Vacche in crescita. I lupacchiotti... insomma... Mica tanto. Lupacchiotti, poi in realtà non è che andiamo a caccia di lupi, andiamo a caccia proprio di animali un po' più docili, dai, diciamo che i lupi non ce li vogliamo mangiare. Allora, sarebbe anche buona cosa tirar su un po' le case. Però, vediamo. Qua intanto non abbiamo ancora prodotto abbastanza legna per poter andare a potenziare il nostro maniero. Intanto qui abbiamo preso altre armi. Cosa sarà arrivato? Lo scopriremo. Dai ragazzi, dai con sto legname. Dai ragazzi, su, su. Dispensa piena, capanno del foraggine. Dispensa piena. Dispensa piena. Togliamo una persona da qua. Vabbè, arriverà il magazziniere a questo punto. Qua come siamo? 9. Dai. Sempre là. Sì, sì, per me è un bug. Ok, allora andiamo a mettere la torre della guarnigione. Perché, giusto? Sì, proprio questa ci dà più uomini. Io la metterei quasi quasi. No, la mettiamo qua sulla strada. Però la metterei qua. Commissiona. Urgentissima da fare, perché con quella dovremmo... Non mi ricordo se vanno acquisite anche delle armi, non so. Allora, questo gioco preferisce le lance, non so per quale motivo. Le lance vanno per la maggiore. Allora, siccome io voglio che mi prenda esattamente 2 scudi per aumentare subito il numero di uomini, 18. Però, già così siamo quasi a pari numero, comunque. Non li vedo, però guardate che bello questo gioco, queste inquadrature veramente fantastiche. Ok, si è trasferito una nuova famiglia, così. Possiamo aumentare di numero. Gli diamo... Allora, la caccia no, ci serve. Gli diamo ancora una persona qua. No, 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 no. Allora, torniamo indietro qua sulla nostra decisione. No, no, no. Che io ho paura del cibo, ma io devo aumentare gli uomini. Quindi voglio che mi vengano a costruire. Quelli là, ok, sono qui. Ancora non si vedono. Continua a entrarmi gente. Bene, ma non benissimo. Legname 2.
io volevo sapere questi qua del legno cosa stanno facendo. Forse perché sono aumentate le distanze, forse, Perché vedete che l'area... Forse sono aumentate le distanze, non lo so. Però... sempre 12. Qua ci impiega tantissimo, mamma mia, quanto tempo per produrre. Dai, dai. Miei cari buoi. Miei cari buoi, quelli sono ancora là, che dormono. Lasciamoli quiescenti. Qui potrei raddoppiare il numero. Obiettivamente lo si potrebbe anche fare. Però adesso vediamo. Voglio che mi costruiscano questa torre. Ecco che sta iniziando la costruzione. E manca ancora qualche risorsa. Manca ancora qualche risorsa. Ah, mi stanno danneggiando le scorte qua. Perché io probabilmente devo mettere più persone al granaio grande. Più famiglie. Allora, ce la mettiamo, giusto perché non voglio far andare a male le scorte. E poi il cibo mi serve, ragazzi. Tanto non si blocca la costruzione, semplicemente viene rallentata leggermente. Ma tanto quelli sono lontani, dovremmo avere abbastanza tempo. Allora, vediamo di fare questa cavolo di torre. Siamo a 12, sempre 12. Vediamo se questo carretto ci porta quello di cui abbiamo bisogno. No. No, siamo sempre a 12. Dai. Dai che mettiamo il villaggio in sicurezza. Poi teoricamente ci dovrebbe essere anche delle altre ondate, quindi spero non mi attacchino tutti assieme. Boh, vediamo. Purtroppo in questo gioco i bug ci sono, ragazzi, è inutile. Meno 32. Sono arrivati gli scudi. Sono arrivati gli scudi. Allora, direi che il gameplay finisce quando riusciremo a costruire questa torre qua del maniero. Perché? Perché sì, ragazzi, perché la torre del maniero sancisce che questi 18 uomini ce li riusciamo a far fuori. Non finisce ovviamente il gameplay, a meno che appunto non ci sia questo veramente questo bug. Vediamo un attimo. Dai. Dai. Cosa è successo qui? Ah, ok, è caduto un albero, va bene. Andiamo avanti con la costruzione. Ok, ecco qua che si sta costruendo la torre. Manca ancora una roba. Sì, un legno che adesso mi verrà portato. E siamo a posto. Quelli là stanno ancora là. Va bene. Tutta questa fatica per nulla. E voilà. Miglioramento completato. Però miglioramento completato. Ma non vedo i miei uomini. Ma non vedo i miei uomini. Intanto qui siamo buono. Siamo a 14, perfetto. Allora, 14 più 15, la vittoria è nostra in questo senso, è nostra. E allora cambieremo leggermente le politiche del villaggio, ma lo vedremo nel prossimo gameplay. Quelli stanno ancora là, boh, non lo so, devo andare a stuzzicarle io, non lo so. Non lo so, ragazzuoli. Va bene, la torre l'abbiamo fatta, il villaggio è medievale. Noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. E boh, scopriamo cosa succederà. Magari Lia si sveglia. Oh, non lo so. Qui cosa abbiamo? 2 pelli. Ah, ok, sì, quelle che avevamo dato. Va bene, cerchiamo allora di migliorare poi nel prossimo gameplay la sussistenza, insomma, anzi, guardate, lo faccio già adesso, lo vado a impostare, così non se ne parla più. Togliamo questi e vediamo di dare un po' di risorse a questo magazzino, a questa popolazione che come cibo non è proprio messa benissimo. Grazie ragazzi e ci vediamo nel prossimo gameplay. Dai!